verso i 130 e oltre. La mia tappa del mio mandato si è svolta dal 1992 al 1998. Questa tappa praticamente è stata sottolineata da una grande attenzione all'esortazione apostolica Christi Fidelis Laici di San Giovanni Paolo II, che era da poco stata promulgata. Si tratta praticamente della partecipazione dei laici nella vita delle comunità e della vocazione e della missione dei laici nel mondo della Chiesa. Anche oggi questo è un argomento attuale. La partecipazione alla vita della Chiesa, alle celebrazioni eucaristiche, ai sacramenti, si è molto affievolita. L'Azione Cattolica deve essere presenza viva nella comunità cristiana perché ritorni questa presenza dei laici nella sua vita. Nel 1996 abbiamo celebrato il centenario della nascita dell'Azione Cattolica in diocesi di Vittorio Veneto. A Pianzano, dove l'Azione Cattolica è nata, nel 1896, è stata fatta una grande festa di partecipazione di tutta la CR, di giovani, degli adulti, convenuti da tutta la diocesi. È stata una giornata dal mattino alla sera praticamente di festa. La celebrazione eucaristica è stata presieduta da Monsignor De Giorgi, che era l'assistente in quell'epoca dell'Azione Cattolica Nazionale. Da poco era stato eletto alla diocesi di Palermo e anche eletto come cardinale. In quel periodo, nei primi anni di quel periodo, sono stati avviati gli esercizi del quotidiano, con la stessa formula che anche oggi è in pratica, no? La partecipazione a questi esercizi è sempre stata molto attiva e significativa da parte dell'Azione Cattolica. Le case per i campi scuola in quegli anni erano due, Casa Cimacesta e Casa Giralba, e poi per alcuni anni, pochi anni, anche un'altra casa a Borca di Cadore, dove si erano svolti anche lì dei campi scuola. Quindi una grande partecipazione ai campi dell'Azione Cattolica diocesana. L'assistente storico dell'Azione Cattolica di quegli anni è stato Don Mario Battistella, sempre attivo e sempre presente a tutti i campi che venivano fatti durante l'estate. C'è stato un grande incoraggiamento da parte dei vescovi di quel periodo, Monsignor Ravignani e Monsignor Magarotto, che ricordiamo con molta gratitudine. La cosa più strana e divertente, oggi divertente, non allora, è stata questa. È arrivata una comunicazione da parte del sindaco di Auronzo che la casa Cimacesta doveva essere chiusa, perché mancavano le vasche IMOF, quelle delle acque reflue di tutti i servizi igienici della casa Cimacesta. Infatti a Cimacesta non ci sono le fognature comunali. Una volta arrivata questa comunicazione, mi sono precipitato dal sindaco per dire che noi avevamo in previsione di fare queste vasche, di metterle a posto, però i tempi si erano un po' allungati, quindi dovevo avere un po' di pazienza. Niente da fare. Il sindaco è stato risoluto nella sua determinazione e ha detto che dopo 3 giorni mandava i vigili comunali a controllare se la casa era chiusa. Il terzo giorno allora gli animatori
hanno portato tutti i ragazzi in Val Marson. La casa è stata chiusa dal personale che era rimasto dentro come vedetta per controllare i movimenti che avvenivano all'esterno. Sono passati i vigili, hanno fatto il giro di tutta la casa, hanno controllato, la casa era chiusa e quindi sono ritornati in municipio. Alla sera i ragazzi sono ritornati da Val Marson e tutto è proseguito normalmente. Poi in breve tempo le vasche sono state messe, sono state portate nella loro posizione e quindi tutto si è svolto normalmente. Però naturalmente c'è stato un po' di paura, insomma, in quel periodo. La rotta della C deve essere sempre fedele a coloro, Mario Fani e Giovanni Acquaderni, a coloro che l'hanno pensata e promossa nel 1867. Preghiera, azione, sacrificio e formazione era il motto con cui è nata e sorta l'Azione Cattolica durante tutti gli anni. Ecco, questo impegno deve continuare sempre nei prossimi anni, naturalmente aggiornato a quella che è la realtà di oggi, quindi soprattutto deve essere aggiornato attraverso la pace e la speranza di cui oggi c'è molto bisogno. Ecco, auguro all'Azione Cattolica di essere sempre testimone fedele del Vangelo e della sua storia dei 150 anni.